Mia madre aveva 8 anni quando sbarcò a Poveglia. Non ha dormito bene per anni. Sono Angelo Mammetti e quella che sto per raccontarvi non è un fantasy dell'orrore, è storia, quella vera. Ascoltate, c'è un'isola nella laguna di Venezia che nessun veneziano nomina volentieri. Google Maps la sfoca. I pescatori girano al largo. I tour operator? Non esiste, vi diranno. Poveglia. Ok, alcuni numeri. 100.000 morti di peste, bruciati qui. 160 anni di manicomio, quello vero, non quello dei film. 0 abitanti dal 1968. 17 aste pubbliche per venderla, tutte andate deserte. Io non credo ai fantasmi, ma quando si mette piede su quell'isola, il terreno scricchiola sotto i piedi, ma non per le foglie o i rami secchi. Sono ossa calcinate, mischiate alla terra. Camminare a Poveglia è letteralmente calpestare morti. Ma la storia non si ferma ai morti di peste, perché nel 1922 viene aperto un ospedale per convalescenti. Traduzione? Manicomio per quelli scomodi. Nei documenti dell'Archivio di Stato c'è una lettera, l'ultima, del primario Alessandro Rinier, nome fittizio, persona vera, che scrive: i pazzi non sono loro, siamo noi che li guardiamo. 2 giorni dopo sparisce. E poi c'è quella frase sottolineata 3 volte: il campanile sa, il campanile vede. Il campanile di Poveglia fu abbattuto nel 1960. Nessuno sa perché, o meglio, nessuno vuole dirlo. Nel suo nuovo romanzo, Le maschere del leone, Filippo Marini vi porta dentro Poveglia. Non quella dei fantasmi e delle leggende, quella vera, quella dei documenti che Venezia ha cercato di bruciare, perché, vedete, ogni città ha un luogo dove nascondere i suoi peccati. Venezia ne ha fatta un'arte, le maschere del leone, dove anche il silenzio è una confessione. Ah, un'ultima cosa. Se mai vi capitasse di passare in barca vicino a Poveglia, di notte, non vi fermate. No, non per i fantasmi, non per i fantasmi. È che siccome si vuole che alcune storie restino sepolte, Le maschere del leone, un viaggio nel cuore della Serenissima, disponibile ora su Amazon.